1° ottobre abbiamo avuto un interessante convegno a Montagnana sui prodotti alimentari locali e la salute e la qualità gastronomica. E allora ci sembra opportuno adesso dire a tutti i ragazzi che vedono questo DVD quanto è importante mangiare bene per stare in buona salute, perché noi nutrizionisti spesso siamo etichettati come le persone che si occupano della prova costume, come quelli che vanno a rincorrere cose strane. No, in realtà noi siamo dei medici che si occupano della salute della gente ed è bene che tutti i ragazzi sappiano che mangiare bene è il miglior investimento che un ragazzo può fare per avere una buona salute nel tempo a venire. Noi pensiamo che la maggior parte delle malattie siano legate all'inquinamento atmosferico, siano legate a degli microbi, a delle infezioni. In realtà le malattie più importanti oggi sono invece legate all'alimentazione e allo stile di vita che noi abbiamo. Oggi non si muore più di tubercolosi o non si muore più come si moriva tanti anni fa di tubercolosi. Oggi noi ci ammaliamo di infarto, ci ammaliamo di tumori, ci ammaliamo di diabete e queste malattie non hanno un'unica causa, non hanno una terapia precisa, sono malattie che originano da lontano, hanno radici lontane, sono legate a molti fattori che tutti insieme nel lungo periodo possono portare a questi problemi. Bene, di tutti i fattori che possono portare a queste gravi malattie, l'alimentazione è certamente la più importante causa. E qui noi dobbiamo imparare allora a mangiare bene, per stare bene, innanzitutto per stare bene con noi stessi, ma anche per evitare che negli anni a venire ci possa capitare qualche brutta malattia. In realtà abbiamo un po' dimenticato quelle che sono le abitudini alimentari di una volta, che forse erano anche più sane di quelle attuali. Ci sono molti ragazzi oggi che non conoscono i piatti di una volta. Su Pianura News, parlando di alimentazione a tavola, presentiamo ricette di un tempo, ricette venete antiche che non sono note a molti giovani. Molti giovani oggi sono abituati alla pizza, al McDonald's, ai cibi così rapidi e veloci e ai cibi un po' copiati dal mondo americano e non ai cibi locali, tradizionali e della cucina italiana, della cucina mediterranea. Allora noi dobbiamo imparare invece a conoscere la cucina mediterranea, dobbiamo imparare a nutrirci bene. Io dico sempre e racconto sempre ai ragazzi, ma anche agli adulti, quelle che sono le regole del mangiare bene, che sono la regola della quantità, la regola della qualità e la regola del tempo per mangiare. Certamente avrete modo, parlando con i vostri insegnanti o andando a fare delle ricerche in merito, di capire che noi dobbiamo mangiare una quantità di energia uguale a quella che consumiamo, dobbiamo fare un'alimentazione che sia ben distribuita nell'arco della giornata e quindi con la colazione, il pranzo, la merenda, la cena, un'altra merenda e dobbiamo soprattutto fare una miscela giusta di cibi. Ecco, noi non possiamo vivere di carne, solo di carne, vivere solo di pizza, vivere solo di patatine fritte, ma dobbiamo fare un bel assortimento del cibo, quindi metterci la frutta, la verdura, la pasta, il pane e poi quegli alimenti che la nostra cultura locale ci offre. Qui a Montagnana abbiamo alcuni esempi di eccellenza, non posso non ricordare il prosciutto crudo, che è un alimento assolutamente dietetico, assolutamente funzionale al nostro organismo, ma anche alcuni ortaggi fanno parte della produzione locale di Montagnana e così altri prodotti che adesso sarebbe lungo elencare. La raccomandazione che voglio darvi è quella di impegnarvi nel mangiare bene, impegnarvi nel cercare di imparare l'ABC dell'alimentazione. Io dico sempre ai miei pazienti che dobbiamo imparare a mangiare come a guidare l'automobile. Quando noi siamo in macchina sappiamo che possiamo correre quando la strada è dritta e invece dobbiamo dare un colpo di freno quando c'è la curva. Ecco, molti ragazzi non sanno guidare la loro automobile alimentare, mangiano sempre a modo loro, vanno un po' con l'acceleratore tirato al massimo. No, dobbiamo imparare a conoscere gli alimenti, dobbiamo imparare a prepararli, dobbiamo imparare ad assumerli correttamente. Io penso che nelle scuole ci sia la possibilità di approfondire con gli insegnanti queste tematiche, altrimenti ci sono anche altre possibilità
non ultima anche la possibilità di rivolgersi a degli specialisti che possono indirizzare correttamente e correggere individualmente le abitudini sbagliate. Noi nella nostra ULSS abbiamo un servizio dedicato a questo, ve ne sono anche altri. La raccomandazione è sempre quella di andare da persone competenti, perché vedete nel campo dell'alimentazione tutti sanno tutto, tutti si sentono in grado di dare consigli, buoni consigli a tutti, e in realtà purtroppo non è così, nel senso che vai in palestra e ti dicono mangia proteine, vai dall'estetista e ti dicono togli il pane, togli la pasta, ascolti il naturopata che ti dice che devi mangiare solo kamut. Ecco, queste sono cose sbagliate, per non parlare poi delle intolleranze alimentari e delle altre problematiche che sono legate a fantomatiche allergie alimentari. No, bisogna rivolgersi a uno specialista. Uno specialista deve innanzitutto studiare il vostro corpo, deve vedere quanto grasso e quanto magro c'è, perché il peso è uno strumento impreciso per valutare la situazione di una persona. Non è solo il peso che determina l'obesità o il sovrappeso, ma è la quantità di grasso. E allora ci sono degli strumenti precisi che noi abbiamo per misurare il grasso. Uno di questi, per esempio, è il plicometro, uno strumento che a noi serve per misurare il grasso sottocutaneo e quindi per fare una valutazione precisa della composizione corporea, ma abbiamo anche strumenti molto sofisticati come questo che vedete qua. Questo è uno strumento che utilizza la corrente elettrica per valutare la composizione del grasso della pancia, quanto grasso è sotto pelle e quindi relativamente poco pericoloso, quanto grasso invece è dentro al corpo, molto pericoloso per il diabete e per il cuore. Ci sono insomma delle tecniche molto precise che devono essere gestite da personale esperto e che permettono cosa? Di stabilire il peso giusto di una persona. Molte volte noi ci facciamo delle idee che sono completamente sbagliate sul nostro peso. Invece uno specialista può dirci qual è il peso giusto per la nostra costituzione fisica, e poi lo specialista può guidarci verso degli obiettivi che siano ragionevoli e certamente conseguibili. Attenzione a un'altra cosa poi, non si deve vivere sempre a dieta. Si fa la dieta quando è necessaria e solo quando è necessaria, sotto controllo medico, per un periodo di tempo limitato. La fase più importante è quello che viene dopo la dieta, cioè il mantenimento, che torno a dire è un po' come guidare l'automobile. Posso mangiare di tutto, a volte anche dei cibi che forse non fanno molto bene, ma devo saperli gestire nell'arco della settimana. Ecco, un bravo nutrizionista può aiutarvi in questo senso, quindi evitate le diete fai da te, evitate i comportamenti alimentari sbagliati, parlatene con i vostri insegnanti, informatevi sui testi seri e poi eventualmente rivolgetevi a uno specialista, perché i danni che si possono creare con delle diete sbagliate sono forse ancora peggiori dei danni che si creano con un'alimentazione sbagliata. Se farete tutto questo, unitamente a uno stile di vita sano, che vuol dire molta attività motoria, voi avrete la possibilità di crescere sani, in massima efficienza, e questa efficienza sarà portata avanti negli anni. Questi sono i consigli che volevo darvi io in occasione di questo convegno, invitandovi anche poi a una riscoperta di questi alimenti. Noi adesso potremo parlare delle ore del prosciutto crudo, avremo forse altre occasioni per parlarne, però ecco, sappiate che molto spesso quelli che sono i prodotti locali, che sono il frutto di generazioni e generazioni, sono poi forse i prodotti più sani. E poi potete seguire su internet Pianura News, dove noi tutte le volte, insieme alle ricette, diamo anche delle pillole, dei consigli di cultura alimentare, e allora lì, un po' ascoltando quelle, un po' ascoltando anche alcune interviste che potete sentire in Radio Latte e Miele, avrete modo di farvi un'idea precisa, o almeno un'idea abbastanza giusta di come bisogna mangiare. Poi l'altro passo è quello di rivolgersi eventualmente a persone competenti. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una sana alimentazione.